drammatici, se vogliamo, come quelli che stiamo vivendo, sembra quasi un paradosso. Perché se c'è un'epoca, se c'è un momento, se c'è una situazione in cui la politica è odiata dai cittadini, da tutti i cittadini, senza distinzione, c'è questo. Eppure stasera c'è pieno di cittadini veneti che nella sala della biblioteca del comune di Resana viene qua e vuol sentir parlare di politica. Questo non è un controsenso. Non è un controsenso perché qua voi altri avete un movimento che ha un progetto politico. Attenzione, merita una parola, una definizione, il termine progetto. Voi altri sapete benissimo che quando andate a fare una casa, quando fate qualsiasi cosa, la prima roba che fate è progettare. E che fate un progetto, questo deve essere concreto e deve arrivare a una realizzazione, dove arrivare a costruire la casa. Mi sono convinto che l'attenzione che c'è attorno a Veneto Stato è perché le persone in cuor suo ha concepito che finalmente c'è un progetto politico concreto che può arrivare a un risultato. Questo risultato si chiama indipendenza del Veneto. Noi altri abbiamo scoperto da qualche tempo che la maggioranza assoluta degli elettori del Veneto è favorevole a votare sì in un referendum di indipendenza del Veneto. Quindi il consenso dei veneti già sapevamo di averlo. Certo, con la nostra azione se proponemo di accrescerlo sempre di più. E come accrescerlo? Spiegandolo sto progetto concreto. E perché è un progetto fattibile? L'unico, noi altri diciamo, progetto fattibile rispetto a tutti gli altri progetti che qualsiasi partito vi presenta. Per quanto il termine indipendenza pararia un termine così elevato, un obiettivo così ambizioso, no, è un obiettivo assolutamente moderato, di responsabilità che ne tocca. Allora, da un punto di vista giuridico, io ripeto, ci sono delle leggi dello Stato che sancisce questo diritto e la fattibilità di questo percorso democratico e legale di indipendenza del Veneto. La legge 340 del 71, all'articolo 2, che è lo Statuto del Veneto, tanto discusso in questi giorni, che sta per essere rinnovato, ma che non cambia l'articolo 2, dice che l'autogoverno del popolo veneto si attua nelle forme e nei modi rispondenti alla propria tradizione, alla propria cultura, alla propria storia. Popolo veneto, che trova una propria definizione giuridica all'interno delle leggi dello Stato italiano. C'è un unicum che abbiamo, solo i sardi ha un'analogia che loro ha una definizione di popolo veneto. Non solo, questo avviene dal 71, da quando che la regione si è dotata di uno statuto e questo statuto si sta ratificando con una legge dello Stato. La legge 881 del 77 ha ratificato un trattato internazionale di 10 anni prima, il cosiddetto Patto internazionale di New York, che è una norma di diritto internazionale, che è un diritto che è di livello di ordinamento superiore a qualsiasi norma del diritto interno, e dopo il nostro avvocato Alessio Morosin su questo punto mi darà dei dettagli più approfonditi, ancora più ricchi e inediti. Ma questa legge dello Stato, che di fatto ha ratificato una norma di diritto internazionale che ha un'importanza, un livello addirittura superiore alla Costituzione, ha sancito il diritto di autodeterminazione dei popoli. Ogni popolo ha il diritto di autodeterminarsi, di gestire, di decidere il proprio futuro liberamente, senza alcun vincolo. Questo vale a maggior ragione per quel popolo che trova addirittura una propria definizione giuridica come il popolo veneto, come abbiamo visto prima. Benissimo, questo già era possibile farlo giuridicamente, già quindi dagli anni 70. Ma perché solo negli ultimi anni voi altri avete sentito sempre di più nascere un movimento d'opinione, un'attenzione
e oggi una proposta politica concreta per l'ottenimento dell'indipendenza del Veneto. Bene, questo è stato possibile negli ultimi anni, perché solo con la legge 85 del 2006, che tra l'altro recepì una sentenza della Corte Costituzionale, grazie proprio all'opera di difesa di Alessio Morosin nel processo ai Serenissimi, sancì la fine del cosiddetto Codice Rocco in tema dei diritti contro la personalità dello Stato, dei reati di opinione contro la personalità dello Stato, che sanciva addirittura la pena dell'ergastolo contro chiunque ambisse, dicesse che avesse detto che c'era favorevole all'indipendenza del Veneto. Un reato di opinione che ne poneva ai margini del mondo civile. Se per questo che solo negli ultimi anni voi altri che avete potuto assistere alla crescita del pensiero indipendentista moderno, perché oggi se può farlo e se può dirlo, e questo spiega la ragione per cui questa sera che c'è una sala piena, perché questo passaparola che si porta avanti è frutto di un progetto politico che mira all'ottenimento di questo obiettivo, che è cosa diversa dall'ottenimento, come che vi ha promesso e vi promette ormai tutti i partiti che fino ad oggi vi ha domandato il voto, l'ottenimento dell'autonomia del Veneto o l'ottenimento del federalismo. C'è cosa diversa, perché l'ottenimento di autonomia o federalismo implica che sia una maggioranza parlamentare dei 2/3 a Roma, cioè vale a dire che sia 700 parlamentari su 1000 che ne conceda la grazia di darne qualche briciola di soldo, che abbiamo sentito prima l'assessore che spiegava i problemi che ha la giunta comunale a mettere in piedi un bilancio con le risorse di cui dispone, le briciole, la sai dall'Italia. Ecco, per l'ottenimento di qualche briciola serve il consenso dei 700 parlamentari su 1000 di tutte le regioni, oppure il consenso dei 500 parlamentari su 1000 con un referendum confermativo dei 25 milioni di voti dei cittadini italiani aventi diritto di voto. Voi altri vi rendete conto